Scarso impegno della politica per assicurare che le liste non includano candidati e condannati, la necessità di una spinta da parte dei giovani per il ricambio della classe dirigente, di una classe dirigente responsabile della presenza della mafia nelle istituzioni. Il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, intervenendo al Festival della Legalità del capoluogo siciliano, ha parlato dei legami tra politica e criminalità organizzata, specie nella regione dell'ex governatore lombardo, e della decisione della Cassazione di trasferire alla Procura di Milano per competenza territoriale il procedimento a carico del senatore del PDL Marcello Dell'Utri. La vicenda del conflitto di attribuzione si tratta di una legittima ovviamente decisione del Quirinale per cercare di ristabilire un punto controverso fra i costituzionalisti e che da tempo era stato chiesto al Parlamento di intervenire. Come al solito l'inerzia della politica ha determinato un intervento di supplenza della magistratura, in questo caso la magistratura costituzionale, e la questione dell'eccezione di incompetenza, evidentemente i magistrati della Cassazione, la Procura della Cassazione ha ritenuto diversamente da noi. Dell'Utri e Berlusconi ha preferito rivolgersi a Milano, forse perché è di casa. Andare in Guatemala, ha detto inoltre Ingroia, mi servirà per tornare ritemprato, meno stanco. Non farò mancare però la mia voce e la mia presenza in Italia. Non vi preoccupate, tornerò presto. Insomma, non credo che ci siano questo spettro internazionale che vuole portare via Ingroia dall'Italia, non sono poi così tanto importante, perché ovviamente le indagini proseguiranno nelle mani di tanti altri colleghi, e comunque, come ripeto, non è un addio, è un arrivederci, e io credo che i 10 minuti sono passati e forse devo dire arrivederci perché devo andare all'ufficio, mi aspetta.